posto. Sei a posto. Ciao. Ciao. Puoi andare. Allora, Asia, ma ti piace molto ballare? Sì. Perché? Perché provo nuove cose e mi piace. Ma è anche il fatto di stare assieme ad altre ragazze come te? Sì. Perché mi piace e mi diverte e mi piace ballare con tutti i miei amici. Quindi tu vieni quante volte alla settimana? Una. Sono con le mie amiche, quindi mi rilassa, mi diverte. Che avevo molte mie amiche lì, quindi mi hanno detto vieni. Io sono andata e mi è piaciuto un sacco. Ma che cosa ti è piaciuto particolarmente? A parte il fatto che c'erano degli amici. Che quei balli non erano semplici come tutti gli altri balli, però mi piacevano molto perché mi divertivano un sacco a farli. Babbo e mamma mi hanno chiesto se volevo andare e io l'ho provato e mi è piaciuto tanto, quindi sono voluta rimanere. È stato impegnativo, però è stato molto bello. Raccontami com'è stato, dai. Eri stanco a un certo punto? Sì. È molto lungo, vero? Sì, però in un certo senso è anche molto bello. Cioè perché sei con tantissime persone e ti senti molto bene perché sei con tante persone, quindi... E ti applaudono. Qualcuno è venuto a dirti che bella. Sì. E nonna e nonna? Nonno mi stava facendo le foto con la macchina fotografica. C'è un ballo in particolare tra tutti quelli che la maestra vi insegna che ti piace di più quando lo provate? Passo a Trese. Ripeti? Passo a Trese. Ah, il passo a Trese. E come mai ti piace questo ballo? Perché è molto moderno, è molto semplice, è il più bello di tutti. Ballo tondo. E perché? Perché mi piace. Passo a Trese. Ah, il passo a Trese. E perché ti piace il passo a Trese? Perché è divertente, in alcune mosse si gira ed è divertente perché... C'è il passo che si muove in un certo modo strano, vero? Me lo fai vedere come si muove questo passo? Fammi vedere. Ma anche mettiti poco, tanto ti segue Stefano. Dai. Babbo e mamma cosa ti dicono? Che quando ballo bene sono brava, se no a volte che sono un po' stanca e che non riesco bene. Ed è vero? Sì. Che sono stata bravissima e basta. Chi ti ha abbracciato più forte? Tutte e due. Ma erano commossi, come ti sembravano? Erano molto felici. C'era un ballo che, erano le prove dopo, per uno di San Giovanni, che dovevamo sfilare. A un certo punto dovevamo fare l'uscita e non ce la facevamo. La maestra ci ha detto non ce la facciamo e noi dopo un'altra prova l'abbiamo fatto giusto e lei si è ricreduta? Sì. E com'è stato? Bello? Sì. Sorridono, sono felici. Stando assieme ai propri coetanei si cresce e questa attività li forma, li abitua a stare in ascolto dell'altro per poter esprimere una coreografia che sia bella da vedere. In questo modo imparano che la bellezza è frutto di sacrifici, di fatica, di errori che si correggono col lavoro. È il contrario di ciò che promette questa società che invita i giovani che vogliono arrivare a prendere le scorciatoie. Sì, la mia idea era proprio quella di spiegare, insegnare a bambini e ragazzi che la nostra tradizione non è ferma non è chiusa all'interno di un gruppo folcloristico che balla sopra un palco e quindi fa spettacolo della tradizione, ma in realtà quello che volevo insegnare appunto è
immergersi e medesimarsi in tantissime culture, quindi non solo quella sarda, non solo nella nostra comunità, ma anche tutte le comunità che hanno una loro tradizione legata al ballo. E quindi devono essere indipendenti e devono essere pronte a ballare in qualsiasi piazza della Sardegna. Ovunque sono, devono saper riconoscere il ballo e anche inserirsi all'interno del cerchio in quella comunità, sentendosi parte di una grande comunità che appunto è quella della nostra isola. Può sembrare strano, ma il momento fondamentale del percorso di un giovane che vuole imparare il ballo del proprio paese avviene proprio durante le prove. La prima qualità che deve avere un giovane è la costanza più dell'impegno, perché è attraverso la continuità che il ritmo ti entra in testa. I movimenti si imparano a memoria e il gruppo diventa un corpo unico, come un pane che si dona all'affamato. E dopo tutto questo nasce la bellezza, frutto della costanza, dell'impegno e del dono. Oh, Giova, suona! Entra nel programma Fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Club Unione, mostra la tua card e risparmia grazie